Aldeno Sacco San Giorgio, vittoria importante per il Sacco in chiave salvezza. L'Aldeno tiene il pallino del gioco, ma entrambe le squadre sono imprecise in fase di palleggio. Il match si risolve al minuto 22 con Marzadro che concretizza e porta in vantaggio i suoi nonostante una posizione dubbia al momento della ricezione del passaggio. Giovanazzi prova a ispirare i giallorossi mentre Fazzi tenta di creare qualcosa là davanti per il Sacco. I portieri invece fanno buona guardia con Robol sempre attento. L'Aldeno perde quindi 0-1. Azzurra Volano, senza storia uno dei match più attesi della settimana. L'Azzurra impone il suo gioco fin da subito, ma per il Volano si capisce che non è giornata quando Raffaelli va a sostituire il portiere infortunato. Al 17esimo Parisi la sblocca con la complicità di Raffaelli, mentre nel recupero di primo tempo ci pensa Pontalti a punire il portiere. Nella ripresa entra in campo solo l'Azzurra, che in 5 minuti piazza 2 reti con Pontalti che firma così una tripletta e si porta a casa il pallone. Il Volano esce sconfitto e non riesce ad accorciare la classifica, mentre per l'Azzurra con una partita in meno è comunque terza, finisce 4-0. Cristorea Maggiore, partita molto combattuta quella tra le due giallorosse. Il primo tempo è molto tattico, con il risultato che le squadre si annullano a vicenda e le occasioni latitano. Nella ripresa qualcosa si muove. Al 68esimo l'arbitro concede la massima punizione alla Cristorea, ma Job Srebizar para a rigore a Uca. Al 74esimo invece Condini sentare la traversa per gli ospiti, mentre poco dopo Brida perde il tempo della giocata. La partita si sblocca all'89esimo. De Carli dalla fascia cross al centro per Marco Tanel, che in mezza girata segna il gol decisivo e batte il portiere trascinando i suoi ai 3 punti. Finisce 0-1. Dolasiana Valpeio, pareggio che non serve a nessuno nello scontro tra le ultime in classifica. La partita si sblocca al 12esimo. La difesa della Dolasiana non si muove bene, così Panizza si libera e calcia sotto la traversa trafiggendo il portiere per il vantaggio ospite. Al 25esimo i locali le rimettono in piedi. Da posizione decentrata Silvestro calcia in porta e sorprende il portiere che si aspettava il cross. La Dolasiana prende fiducia ma sciupa qualche punizione e Silvestro manda di poco a lato. Nella ripresa la partita cala di intensità, ma Amante ha una sola grande occasione. Il neo entrato si accentra da sinistra e colpisce il primo palo. Niente da fare, finisce 1-1. Montebaldo Marco, vittoria esterna per la capolista su un campo impegnativo. La partita è piuttosto combattuta. Al 7° Menolli non riesce a battere Candioli, mentre al 10° Santoro lancia Bernardi che calza preciso all'incrocio di sinistra per il vantaggio ospite. Manica prova a pareggiare mentre Pascotto sciupa davanti al portiere il possibile raddoppio. Nella ripresa i locali cercano con insistenza il pareggio. Menolli si fa respingere una conclusione. Bertolini spara alto e Rabini sbaglia la mira. A 8 dalla fine Marchiori prima e Manica poi trovano un super Candioli ad opporsi. Mura prova a raddoppiare ma non serve, termina 0-1. TNT Montepeller Leno, larga vittoria in trasferta per la Leno. La partita la fanno sempre comunque gli ospiti andando in rete con relativa facilità. Al 25esimo ci pensa Manfredi ad aprire le danze, mentre al 40esimo è Michele Pezzato a trasformare un calcio di rigore. La ripresa prosegue sulla falsariga della prima frazione, con Michele Pezzato che segna dopo 10 minuti, mentre Rainer ritrova il poker al 66esimo. La TNT trova quantomeno il gol della bandiera al 78esimo con Bernard. Ottima prova per il proseguo del campionato per la Leno, mentre la TNT deve stare attenta alla classifica. Finisce 1-4 al termine di un match senza storia. Trambileno Garibaldina, vittoria ma in discussione per i giallorossi. La Garibaldina è nettamente superiore mentre i locali provano a giocarsela ma cedono nella ripresa. Il match lo apre Armand Xeca al terzo su penetrazione centrale conclusa dal limite dell'area. Xeca fa ammattire la difesa in almeno altre 2 occasioni ma Villa chiude bene. Nella ripresa il Trambileno sfiora al pari colpendo la traversa con Gallo, ma al 57esimo De Luca infila in rete di testa. Al 69esimo Fiorini si fa espellere e concede rigore a Xeca, che realizza dal dischetto. 3 minuti dopo Tommaso Moser segna di pallonetto su assist di Corazzola, finisce quindi 0-4.